Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo a Cantalupo in Sabina, 297 metri sul livello del mare, 1700 abitanti, 60 km da Roma. Il Castrum Cantalupi compare per la prima volta nel Regesto Farfense nell'anno 1037. Come sempre Borghi d'Italia sarà presentato dai protagonisti del territorio, quindi iniziamo con il primo cittadino. Cantalupo in Sabina trae il suo nome da una storia che non ha una realtà certa come origine. Si narra di questo lupo che era solito per motivi oggettivi stanziare così su questa collina, per cui le popolazioni intorno erano solite chiamare questa collina con il nome di Cantalupo. Nel seguito poi villaggi circostanti per motivi di sicurezza si sono poi organizzati e sono venuti a condividere questa zona. È un paese che è caratterizzato ovviamente, come tutti i paesi della zona, in particolare da un suo centro storico. Noi in questo centro storico ci piace ricordare alcuni posti, per esempio Largo dei Sabini, c'è quello che noi chiamiamo un velario, noi siamo soliti fare delle manifestazioni culturali. In questo posto c'è Vicolo Martelli. Cantalupo è un paese molto giovane, voi considerate che circa il 25% sono ragazzi al di sotto dei 21 anni. Noi abbiamo qui a Cantalupo un grande vantaggio, che è quello di essere molto vicini a Roma. Ecco, mi piace menzionare una chiesa che è del 1100, la chiesa di Sant'Adamo, che stiamo ristrutturando con fondi regionali, abbiamo 360.000 euro per ristrutturarla e ne avremo altri 150 per rimettere a posto quelli che sono gli affreschi storici. Abbiamo un altro posto molto importante che è la chiesa di San Biagio. Questa è privata, mentre Sant'Adamo è pubblica, la chiesa di San Biagio è privata. Abbiamo la cosa che forse caratterizza di più il paese, che è il Palazzo Gramocini. È un palazzo del 1500, ci sono all'interno reperti dell'epoca di Vincenzo Camocini, che è stato il fondatore di questo palazzo, colui che l'ha costruito, e poi successivamente la famiglia Cesi. È un posto splendido, io invito tutte le persone a venire a Cantalupo a visitarlo, i proprietari sono molto cortesi, per cui basta fissare un appuntamento. Una cosa che ci caratterizza sono i cosiddetti bammocci. Ora sono due statue d'epoca che in pratica si narra, anche qui la leggenda, in pratica risulta che qualcuno chiese ai cantalupani: ma voi preferite avere l'acqua o i bammocci? I cantalupani all'epoca dissero no, vogliamo i bammocci che ci caratterizzano, e a volte no, i cantalupani vengono anche chiamati così scherzosamente bammocciari, il nome, diciamo, di questa decisione che fu presa all'epoca stessa. Abbiamo oggi la possibilità di poter annoverare tra i nostri cittadini anche personaggi famosi dello spettacolo: Carlo Verdone, Cristiana De Sica, Enrico Montesano.
La gente a Cantalupo vive di artigianato, vive di commuting con Roma e quindi diciamo chi viene a Cantalupo può godere dell'olio. Noi abbiamo l'olio della Sabina che è famosissimo, abbiamo il nostro frantoio, quindi abbiamo tutto quello che secondo noi può diciamo, far sì che chi viene a Cantalupo si possa trovare a proprio agio. Vorrei spendere due parole su quello che è il nostro stemma araldico. Voi vedete c'è un lupo che fronteggia una stella. Ora il perché di questo è generico, anche qui è molto vaga la storia. Voi considerate che già ai tempi di Costantino il Grande, dell'imperatore, nel 350 d.C., c'è menzione di questa moneta dove c'è un lupo che fronteggia la stella. Si pensa anche qui che il motivo per cui questo stemma araldico di Cantalupo tenga conto di queste immagini sia perché il feudatario dell'epoca avesse nel proprio stemma araldico proprio il lupo che fronteggiasse la stella. Siamo giunti all'incontro con il parroco di Cantalupo in Sabina. Benvenuti nella chiesa parrocchiale di Cantalupo in Sabina, dedicata a San Biagio, vescovo e martire. È una chiesa interessante dal punto di vista architettonico, perché è un tardo barocco romano. Un nostro concittadino, dottore Di Carlo Elio Augusto, studioso di arte e di storia, ha voluto un po' approfondire anche la costruzione di questa chiesa in un suo bel libro e, contrariamente ad alcuni autori che ritengono l'architettura di Carlo Fontana, lui esprime che sicuramente il disegno è di Carlo Fontana del 1709, ma l'architetto che l'ha portata a termine nel 1754 è Francesco Rosa, che faceva parte appunto di questi architetti che facevano nuove esperienze. Infatti è un barocco non fiorito, non abbondante, semplice, che però ha una caratteristica di non essere ovale completamente, ma quasi ellittico, una navata rettangolare con delle smussature agli angoli. E lo stesso lo richiama anche l'abside, dove c'è l'altare maggiore e la pala d'altare. È dunque interessante perché ci sono voluti parecchi anni per completarla, dal primitivo disegno fino al 754, e la targa poi chiama il 1777 per la consacrazione della chiesa da parte del cardinal Rezzonico. Io sono parroco qua fin dal 1986. È interessante la nostra chiesa non solo dal punto di vista architettonico, ma anche per alcuni piccoli gioielli. C'è per esempio la statua vestita sullo stile appunto delle statue settecentesche. Che è precedente però alla macchina con cui viene portata in processione per due grandi feste ogni anno, alla fine di maggio, a chiusura del mese mariano, e la prima domenica dopo il 15 di agosto, perché è la statua dedicata alla Madonna Assunta in cielo. Nell'altare maggiore appunto questa pala, questa pittura riproduce l'assunzione della Beata Vergine Maria,
San Biagio, vescovo e martire, che è il titolare e patrono della parrocchia, e c'è poi un santo venerato probabilmente solo a Cantalupo. È un beato Adamo, ma tutti lo chiamano Sant'Adamo, e c'è una piccola chiesa rurale, purtroppo quasi completamente diruta. Un altro piccolo gioiello è appunto il busto del nostro patrono, San Biagio, vescovo e martire, del quale si celebra la festa il 3 di febbraio, un santo che è stato martirizzato intorno al 316, quindi addirittura dopo l'editto di Costantino, perché era in Armenia, a Sebaste, vescovo di Sebaste, e quindi ancora probabilmente non era stato recepito l'editto di Costantino. Caratteristico soprattutto per quel gesto miracoloso che fece mentre si recava al martirio, una donna disperata con il suo bimbo che stava morendo soffocato per una lisca di pesce conficcata nella gola, viene toccato con le dita da San Biagio e viene miracolosamente guarito e quindi riconsegnato a sua madre. Un altro piccolo gioiello è proprio sul retro dell'altare maggiore, che copre in parte la pala dell'altare maggiore, ed è un tronetto o un ostensorio aperto per il Santissimo Sacramento. È molto interessante, è della fine del XVII secolo, in marmo e metallo, con delle piccole statuine molto belle di bronzo che lo sovrastano. La nostra parrocchia ha avuto la fortuna di poter iniziare l'oratorio parrocchiale sullo stile salesiano sotto il patrono San Giovanni Bosco. Prima la chiesa di San Girolamo, che sta a Piazza Garibaldi nel nostro paese, l'abbiamo utilizzata per 5 anni perché purtroppo la nostra chiesa era stata lesa dal terremoto del 97, per 5 anni, fino al 2002. Questo ci ha permesso di poter riunire tanti ragazzi e tanti giovani intorno a questa bella esperienza dell'oratorio, che è diventata un po' il centro anche della nostra catechesi, delle attività, la danza, la banda musicale, i giochi, perfino la ginnastica posturale, e abbiamo dunque intenzione sempre di valorizzare questo grande dono di Dio che è l'oratorio per poter guidare meglio i nostri giovani e i nostri ragazzi.